come sempre partiamo con notizie che fortunatamente non è successo nulla di particolare, però un asteroide è esploso sul Canada a 29 km d'altezza, quindi generando un bagliore davvero come la Luna e buttando meteoriti, diciamo, un po' di qua e un po' di là. Quindi diciamo che questo oggetto ha effettuato l'ingresso quando aveva il diametro più o meno di 30 cm e viaggiava a 72.000 km orari. L'evento giustamente è stato catturato da una telecamera, diciamo, della zona, e quindi la NASA lo ha reso noto che comunque l'orbita del piccolo asteroide proveniva dalla cintura di asteroidi. Questa meteora è entrata nell'atmosfera molto in profondità, dicono, e quindi ora pensano che ci siano detriti che stanno sulla campagna e hanno dichiarato che se qualcuno trova qualche frammento di meteorite, se gentilmente lo... No, no, è successo ieri, no, no. Quindi se qualcuno trova diciamo, dei pezzi di meteorite, se può portarli in qualche, diciamo, centro, quindi che vogliono studiare giustamente la loro composizione. Quindi la NASA dichiara che se qualcuno della campagna possa trovare qualche oggetto che provenga dall'impatto, diciamo, di questo asteroide nella nostra atmosfera, può portarlo in qualche laboratorio oppure alla polizia, così lo vanno a prendere loro. Fortunatamente non ci sono stati danni a nessuna casa, perché anche se è stato in campagna, quindi non ci stava tutto questo pericolo, però l'evento è stato visto da tutti perché il cielo è diventato improvvisamente, diciamo, bianco in effetti, con un bagliore forte. Quindi ho visto il video, che se trovate su Google trovate pure il video. È come se si fosse fatto giorno in 2-3 minuti, diciamo. Quindi, come sempre, diciamo, questi asteroidi, come sempre dico io, non possono essere mai visti perché il nostro cielo è troppo immenso, e quindi ragazzi, secondo me, se cade qualche asteroide non ce neanche ne accorgiamo, perché il cielo, anzi l'universo, anzi, è troppo vasto, quindi non si può controllare tutto. Infatti io mi ricordo che uno scienziato disse che solo il 5% del nostro universo è monitorato da, diciamo, che è controllato in caso di impatto di asteroidi. Quindi l'altro 95% dell'universo è, non è caos, è che non si sa che cosa arriva da lì. Quindi loro riescono a controllare solo il 5% di quello che ci sta intorno a noi, l'altro 95% ciao ciao. Quindi quando vedete, mo questo era piccolino questo sasso, quindi è passato, nessuno ha visto il suo arrivo, quindi era 30 centimetri e vabbè, ma se era più grande neanche lo avevano visto a finale. Quindi con tutta la nostra tecnologia, ragazzi, ancora non siamo in grado di monitorare tutto lo spazio, diciamo, dell'universo che gira intorno alla Terra, in effetti. Quindi è sempre un rebus, quindi è sempre come ci viene, capace loro giustamente vedono gli asteroidi, quelli là più grandi nello spazio dove loro guardano, allora dicono Popis e tutto questo qui. Sì, sì, è solo il 5%, anime, mi dispiace, ma è così. Lo so, ti sembra strano, ma loro riescono a controllare solo il 5% dell'universo che sta intorno alla Terra, non di più. Puoi controllare dove vuoi tu, già avevo visto io un sacco di volte. È talmente immenso, dicono loro, l'universo intorno a noi, che non riescono con tutti, diciamo, gli osservatori, tutto quello che noi abbiamo qui sulla Terra,
a vedere l'universo come, diciamo, intorno a noi come gira. Quindi solo il 5% è quello, è la parte che loro riescono a monitorare. Perché tu sai che la Terra ruota, no? Quindi automaticamente tu riesci a inquadrare solo alcune posizioni, quindi non riesci mai a vedere interamente. Se la Terra fosse ferma, tu riusciresti a vedere lo spazio, diciamo, quello che ognuno si dividerebbe lo spazio, ma tu calcola che la Terra devi guardare in tutti i lati. Allora pensa, a parte nord, sud, ovest, est, a parte questo, ma calcola di tutti i lati che ci sono, ci sta l'universo ovunque davanti alla Terra rotonda, no? Immagina che è tutto universo, come fai a controllare tutto? Sì, a parte il fatto che gira, ma partiamo che dovresti controllare ogni centimetro dello spazio. Immagina tutto il globo, no? Ci dovrebbero stare tutti osservatori proprio intorno al globo, in tutti i lati, in tutte le longitudini. Sarebbe un casino, guarda. Cioè loro riescono solo a vedere una parte di universo, quindi non, è impossibile, non si può, questo è il problema. Mo' è vero, ci sono i telescopi spaziali Hubble, tutte queste, ma comunque con tutto ciò non ci riescono, quindi non perché non lo vogliono fare, è che non ce la fanno. Perché purtroppo l'universo, come ben sai, si espande, quindi sta ancora espandendosi forse. Quindi è tutto un mistero, quindi poi ci sono cose che non si riescono a capire, tipo come il buco nero che si forma sempre davanti al sole ogni settimana, come questa, diciamo, singolarità avviene ogni volta e ogni volta puntualmente qualcuno diciamo, registra qualche UFO, qualche buco che si forma davanti al sole, qualche UFO che staziona davanti al sole. Ci sono tante cose, ragazzi, che non possono essere spiegate così. In effetti a volte quando vedono quest'UFO vicino al sole, no? Ma di che materiale è fatto questa cosa? No, allora il buco nero non è fatto del fatto come si pensa del buco nero che tira tutto ciò che sta intorno a noi, no, quella è una singolarità, cioè un portale verso altre dimensioni, non è un buco nero vero vero. La singolarità in effetti avviene una volta a settimana sul Sole. Si apre questo squarcio di tempo, ad esempio tipo una porta, che forse fa accedere a altri universi. Poi si richiude. Il buco nero invece no, sta fisso là e rimane là. Questa invece è una singolarità, cioè avviene una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane esce questo famoso buco nero, lo chiamano wormhole, buco nero comunque, che poi si richiude. Il buco nero invece sta là, gira intorno e risucchia tutta la materia che sta intorno, quindi hai ragione tu a dire così, ma questo qua non è un buco nero nel senso proprio, è una singolarità, cioè avviene ogni tanto, una volta a settimana, una volta a 2 settimane e puntualmente ogni volta si vede un oggetto non identificato, quindi noi chiamiamolo UFO, lo diciamo che è UFO, che possiamo dire, che cos'è quella cosa che sta lì? E facci caso che vedono questo UFO fermo lì, che vicino a milioni e milioni di gradi. Ma a parte non abbiamo la tecnologia anime, quindi noi stiamo proprio lontanissimo proprio da questa cosa. Però già un'altra cosa, no? Vedi questa navicella spaziale, UFO, oggetto non identificato, come lo vogliamo chiamare, non lo so. Sta vicino a milioni e milioni di gradi, no? Vicino al Sole, mo. E non si scioglie, non si brucia, no, perché quando fanno l'analisi spettrale, in effetti quella cosa nera, perché l'analisi spettrale fa vedere i colori, no? Allora, se avvicinandoci al Sole
qualsiasi oggetto viene bruciato e quindi diventa da nero, blu o che sia, diventa rosso come il sole. Quindi questo significa che il sole l'ha bruciato. Invece nell'analisi spettrale, quella cosa nera che sta lì, che noi ipotizziamo essere un UFO, rimane nera, quindi il sole non la tocca, come se non gli facesse nulla, quindi non sappiamo che materiale sia, però fatto sta che cammina poi piano piano vicino alla corona del sole e poi scompare. Allora perciò si pensa che questi buchi neri che si formano su queste singolarità siano dei portali che permettono a loro di andare e venire da qualche altro universo. Quindi perciò ho detto, noi con la tecnologia che abbiamo, anche se manderemo una sonda lì, la sonda si scioglie per la via. Immagina che quando si avvicina al Sole, dopo un po', ciao ciao, davanti al Sole ci stanno milioni di gradi, nessun materiale umano, perlomeno che sta ora sulla Terra, è in grado di sopportare le temperature del Sole. Quindi per ora è impossibile andare, quindi si deve escludere proprio a priori, quindi è impossibile. Quindi diciamo che le cose sono tante, ragazzi, potremmo parlare per giorni e giorni di queste cose, quindi vabbè ragazzi, comunque parlando al video, questo asteroide, diciamo cometa, 30 centimetri, è esploso nel cielo, non ha provocato danni, solo bagliore, tanta paura delle persone, ma nulla di che. La NASA ha detto che se gentilmente qualcuno trova qualche pezzo, se lo può portare per, così loro lo prendono per analizzare la composizione, solo questo hanno detto. Quindi ragazzi vi lascio e ci sentiamo con il prossimo video, sperando che, vabbè, non è stato poi male, in effetti non è successo nulla di che, quindi non siamo partiti proprio male male con la giornata, in effetti solo un po' di paura delle persone, ciao anime, quindi non è proprio tragedia tragedia. Quindi ragazzi, buona giornata, facciamoci un bel caffettino e partiamo con la giornata. Ciao a tutti, ciao anime.